Noi crediamo che se c'è una città speciale nel mondo, unica nel suo genere e unica per le esigenze e per le modalità anche della vita appunto in città, sia questa Venezia. E quindi servono per la nostra città degli strumenti in più rispetto a quelli che ordinariamente tutti i comuni italiani hanno per gestire una città speciale. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge costituzionale che include Roma Capitale tra gli enti costitutivi della Repubblica, accanto a comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato, riconoscendola come un ente territoriale di genere proprio, da Venezia arriva l'ennesimo appello affinché venga riconosciuta la sua specificità. Capiamo che Roma ha le sue esigenze, è una città molto vasta, capitale d'Italia, c'è il Vaticano, insomma, quindi nessuno toglie a Roma questo suo diritto. Dall'altra parte crediamo però che anche Venezia abbia bisogno di parità di strumenti normativi per dare le risposte che la gente chiede su turismo, residenza, possibilità di incamerare delle risorse extra per mantenere una città extra sotto il profilo anche della manutenzione fisica, e dall'altra parte anche degli strumenti per intervenire con delle norme puntuali anche sulla giurisdizione delle acque, quindi non solo il rifinanziamento della legge speciale che è il primo obiettivo, ma anche una nuova legge speciale e perché no uno statuto speciale per Venezia, perché diventi una città che può decidere effettivamente sul suo territorio. Sulla questione è intervenuto anche il presidente Zaia, appellandosi al governo perché abbia un occhio di riguardo nei confronti di Venezia. Credo che sia davanti agli occhi di tutti, insomma, che se Venezia è la città più speciale che c'è al mondo ed è da 30 anni che tutte le amministrazioni di ogni colore, quando ovviamente iniziano a amministrare, si rendono conto che mancano alcuni strumenti per poter fare le cose che a Venezia servono. Venezia non può essere una città che ha gli stessi poteri sulle acque e sulla giurisdizione anche del territorio che ha ogni altro comune italiano. Servono dei poteri particolari appunto perché Venezia è unica, è particolare, è speciale.